La zona si chiama la Piccola Parigi, si dice che le case sono state erette durante la terza occupazione francese, che proprio in questo luogo vivevano i soldati di Napoleone, per un motivo ben semplice quando poi alla fine si va nel dettaglio, ovvero ci sono dei fiumiciattoli proprio qui vicino, quindi per rifocillare i cavalli, e c'è anche la famosa strada principale che collega Trieste all'Europa, ovvero strada per Vienna. Questa zona si trova nei pressi dell'università, il nome è Guardiella, e una volta faceva parte della zona del rione di San Giovanni, mentre oggi è distaccata, ma comunque ci sono ancora delle insegne dove appunto c'è scritto zona Guardiella, quindi raggruppa di nuovo, possiamo dire, tutto l'insieme del rione di San Giovanni. Queste case, a mio avviso, hanno tanto da dire, un po' forse anche lo spirito bohemien, una piccola città nella città, un po' trasandata, un po' con la voglia di essere anche restaurata allo stesso tempo. Sin da piccolo passavo, diciamo, dalla parte bassa della Piccola Parigi, all'ingresso della Corte Fedrigovec, e mi dicevo: ma come sarà questa Piccola Parigi? Un giorno, volendo scrivere appunto il secondo libro, ho detto: ma perché non vado a esplorare questa Piccola Parigi? E poi ho scritto questo libro e ho lasciato il cuore in questa zona. Quando volevo scrivere questo libro, alla ricerca di qualche informazione, mi sono fermato in un bar e ho passato la sera con una persona che non conoscevo, quindi diciamo sarà quasi un coetaneo, se posso dire, sulla cinquantina, 45-50 anni, forse un po' più anziano di me a questo punto. E chiesi: ma lei conosce un po' questa zona, la Piccola Parigi? E mi raccontò, devo dire la verità, gran parte di quello che poi è nascosto in questo libro, quindi posso anche quasi dire che è il personaggio principale. La cosa particolare, strana, è che questa persona qua, ho chiesto poi informazioni anche all'interno del bar, se qualcuno conosceva questa persona, ho provato a fare la descrizione, ma nessuno sapeva dirmi chi era, e so soltanto che vive a Milano e che si chiamava Paolo, quindi questa persona, con domani, chissà, forse nelle librerie di Milano, in giro per l'Italia, vedrà questo libro, saprà che c'è anche una gran parte della sua storia qui dentro. La Piccola Parigi, che appunto è stato edito da Infinito Edizioni, uscirà il 19 novembre, è un'avventura letteraria perché ho fatto un sacco di interviste, sono andato a spulciare su quella che era la storia di nonni, bisnonni, testimonianze, anche piccole leggende, possiamo dire, appunto sulla storia che si narra che Napoleone ha dormito in fondo alla via Zanella. Una zona anche particolare perché è ricca degli amici felini, i gatti. In questo libro voglio ricordare Giorgio Cociani, che è ed era un mio grande amico, che appunto è il fondatore del Gattile di Trieste, quindi ho trascorso con lui svariate serate dove non parlavamo di gatti soltanto, ma anche di arte, di film, di letteratura, e anche della Leonor Fini. Quindi Parigi, Leonor Fini, Piccola Parigi, Trieste, è stata un po' si è associato un po' tutto quanto insieme, e poi notavo che capitolo dopo capitolo c'era sempre un gatto. Come ha scritto Giorgio Cociani, che mi ha dedicato il suo ultimo scritto, la sua postfazione, c'è sempre questo fil rouge dove i gatti poi alla fine conquistano questa Piccola Parigi, e guarda caso sono anche il simbolo di Montmartre. Sono stato a Parigi proprio lo scorso anno e notavo che sulle mura delle case a Montmartre c'era questo gattino particolare, firmato Liz Lee. Quando sono rientrato a casa ho cercato un po' chi fosse questo artista, poi ho scoperto che è una donna, ho chiesto se per piacere potevo mettere sulla quarta di copertina questo suo gatto con la sua firma, e lei gentilissima mi ha risposto sì, assolutamente, e poi ha fatto anche da patrocinio con la sua azienda che si chiama appunto Montmartre Mon Corps. È nato anche, diciamo, un rapporto di amicizia, quindi al momento soltanto di corrispondenza non fisica, per motivi ovvi del periodo particolare, però diciamo è stata anche questa qua una bella esperienza di questo libro.
la prefazione del libro è una persona famosa ed è Madame Brigitte Bardot, ma la storia di come sono arrivato a contattare Brigitte Bardot è altrettanto bella. Con il mio amico Alberto Panizzoli, che è un rapporto fraterno di amicizia e che mi aveva ispirato anche per il primo libro, quindi parlando di pop art, un giorno mi ha detto: ma guarda, leggendomi i capitoli, visto che c'è sempre questo gatto, noto che c'è ogni tanto questo gatto, perché non provi a scrivere a Brigitte Bardot? Su due piedi ho detto: beh, insomma, è un po' particolare scrivere a Madame Bardot, però proviamoci. E mi ha firmato la prefazione, quindi è nato un bel rapporto anche ovviamente con i suoi collaboratori, perché non è che si può contattare Brigitte Bardot, non ho il numero di telefono, però mi ha scritto una bella corrispondenza a mano di sua penna ed è stato veramente bello ed emozionante. Questo libro è una narrativa pura, come il primo anche questo io dedico molto all'aspetto umano, alla realtà di come sono le persone, ai discorsi diretti sinceri, alle vere problematiche che ci sono ogni giorno in qualsiasi casa, in qualsiasi rapporto di amicizia, in qualsiasi rapporto anche di amore, il rapporto anche tra essere umano e animale, l'animale con l'essere umano. Quindi è un libro che non soltanto parla di queste mura, anche se è ambientato in questa zona, ma parla proprio di storie di vita. Credo, anzi sono quasi sicuro, porterà le persone qui e si farà trascinare da questa storia interessante e anche, posso dire la verità, per certi aspetti tanto vera e profonda.